Buongiorno. Nella giornata dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro e Studio D non potevano non ricordare questa giornata, il sommo poeta e naturalmente il nostro museo, che ha moltissimi reperti che possono essere collegati a questa ricorrenza. E allora iniziamo. Io sono Francesca Benvenu di Studio D e vi invito a seguirmi in questo piccolo excursus. Il personaggio che ho scelto di raccontarvi attraverso i versi di Dante è Giulio Cesare, che ha una storia collegata a molti dei reperti che sono nel nostro museo e che naturalmente è citato sia nell'inferno, sia nel purgatorio, sia nel paradiso. Quindi in realtà è un personaggio importantissimo agli occhi di Dante, è un personaggio positivo. All'inferno, nel canto primo, Dante incontra Virgilio e subito Virgilio racconta la sua vita. E quindi leggiamo insieme. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui. Qualche tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Risposemi, non omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto, figliuol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. In questi versi Dante incontra Virgilio ricorda di essere nato sub Iulio, sotto Giulio Cesare, ma che la sua vita poi è trascorsa sotto l'impero del grande Augusto. Cesare quindi è presente nella Divina Commedia dai primi versi, se vogliamo, ed è presente anche nel nostro museo con una moneta straordinaria che rappresenta sul dritto la testa della dea Venere, a cui Cesare diceva di essere legato dalla famiglia, perché Venere madre di Enea, Enea madre di Iulo, a cui appunto Cesare faceva risalire la propria gens. E è un modo in questa moneta per ricordare proprio le sue origini divine, ma anche legate al grande fondatore. Quello che canta ancora però Dante, colui che canta ancora Dante è proprio Enea, quel giusto figliuol d'Anchise, che se ne andò, venne qui a Roma partendo da Troia che bruciava. E allora nel rovescio della moneta Cesare, che è ricordato, il cui nome è ricordato proprio nella moneta stessa, presenta la figura di Enea che sulle spalle sorregge il vecchio padre Anchise e nella mano destra sostiene il Palladio. Quella statua, quel simulacro ligneo che secondo uno dei tanti miti Atena aveva realizzato dopo che per errore aveva ucciso la cara amica Pallade, di cui prenderà il nome e che vorrà poi appunto ricordare attraverso questa statua che verrà posta di fianco al trono di Zeus. Zeus però a un certo punto, litigando con la figlia Atena, scaglierà questo simulacro che cadrà sulla terra e finirà a Troia. Il simulacro, il Palladio, doveva proteggere la città, infatti Troia non cadrà, secondo alcune delle fonti, finché appunto Ulisse e Diomede non ruberanno il Palladio. Ma un'altra versione, quella di Virgilio, sostiene che invece il Palladio venga portato a Roma proprio da Enea, quando fuggirà dalla città di Ilio in fiamme. Ecco quindi una moneta che ci racconta e ci riporta proprio ai versi danteschi. Il secondo passo è sempre dal canto quarto dell'Inferno e ci racconta invece di questi spiriti magni che sono in una zona, in un luogo non luogo, il limbo, non hanno avuto la grazia di conoscere Cristo, ma comunque sono persone positive, grandi anime. Tra questi c'è ancora Cesare, che è visto da lui come il simbolo dell'impero e quindi Dante, l'impero e Dio sono due fondamentali, ecco, della sua vita.
Colà diritto sovra il verde smalto mi fuor mostrati gli spiriti magni che del vedere in me stesso me salto. I vidi Elettra con molti compagni, tra i quai conobbi Ettore ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Camilla e la Pantasilea, dall'altra parte vidi il re Latino che con la vina sua figlia sedea. E così Cesare, qui, rappresentato armato e con gli occhi grifagni, non poteva avere come paragone se non un'altra moneta, sempre esposta al Museo Nazionale Concordiese, che rappresenta sul dritto un elefante che sta calpestando un serpente? Poi lo vedremo. In esergo il nome Cesare, sul rovescio invece dei simboli sacerdotali. Bene, dovete sapere che nelle storie auguste sono molte le supposizioni e le ipotesi per l'origine del nome Caesar, quindi Cesare. Una di queste è che proprio nella lingua dei Mauri significasse elefante. E Cesare molto spesso ricordava che un suo grande antenato durante le guerre puniche, quelle guerre contro Cartagine, avesse abbattuto un pachiderma. Quindi un onore, ecco, un grande atto di valore per lui. In questo caso l'elefante quindi dovrebbe rappresentare Cesare, che sta calpestando un serpente. Se così fosse, secondo un grande numismatico, il Crawford, l'elefante rappresenterebbe il bene che calpesta il male. Ma avvicinando una lente, vedendo bene questo, che sembra un serpente, altre sono le ipotesi in realtà che sono venute alla luce. Una di queste è che lui fosse invece il Carnix, cioè la tipica tromba di guerra celtica. Oppure il Dracon, cioè il dragone, che era lo stendardo di Ariovisto nella grande battaglia contro Cesare. In ogni caso rappresentano le forze nemiche e la vittoria però del grande condottiero. Sul rovescio la presenza di simboli legati proprio al sacrificio e ai sacerdozii. Abbiamo un simpulum, una specie di mestolo a coppa la cui vasca serviva proprio per le libagioni, un aspergillum, che è un bastone che poteva essere di alloro o di ulivo, da cui poi fuoriuscivano delle varie asticelle oppure dei frustini, insomma, che serviva proprio per aspergere l'altare e anche la vittima. Al centro la grande scura, legata naturalmente al sacrificio animale, e infine l'apex, questo copricapo tipico dei Flamini, che sulla sommità aveva un bastoncino di legno d'ulivo sulla cui base poi partiva un filo di lana. Quindi tutti emblemi che ricordano intanto che Cesare a 17 anni era stato nominato Flamine di Giove, cioè la più alta carica sacerdotale, e poi diventerà pontefice massimo nel 63 a.C., quindi erano tutte caratteristiche della sua persona, e la stessa moneta rappresenta il grande potere, la grande forza di quest'uomo straordinario. L'ultima citazione che Dante riporta a noi la fa nel 34esimo canto dell'Inferno, ma non nomina Cesare. Siamo al cospetto di Lucifero, con 3 facce e una sola testa. Sta divorando i più grandi traditori della storia. Da ogni bocca dirompea coi denti un peccatore a guisa di maciulla, sì che 3 ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla, verso il graffiar che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Quell'anima lassù c'ha maggior pena, disse il maestro, è Giuda Iscariotto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena. Degli altri 2 c'hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è bruto, vedi come si storce e non fa motto, e l'altro è Cassio, che parsi membruto. Ma la notte risurge, e oramai è da partir, che tutto aven veduto. Virgilio si affretta a portare lontano Dante da quel luogo di pena. Ma chi sono i 3 grandi traditori della storia? Il primo e il più importante è sicuramente Giuda, che tradisce Cristo, ma gli altri 2 sono Bruto e Cassio, i grandi traditori di Giulio Cesare. Il primo imperatore, per così dire, anche se poi sarà ricordato nella storia Augusto come primo imperatore, ma è la grande personaggio che proprio dà l'inizio all'impero nella storia di Roma e che noi ritroviamo ancora anche nelle origini della nostra
Colonia, Giulia Concordia. Ma questo ve lo racconto nel prossimo appuntamento. A presto!